Molte forze politiche, in particolar modo quelle che compongono questo governo, si sono assunte l'impegno di risarcire totalmente i risparmiatori truffati e vittime del crack delle banche popolari. Adesso vogliamo che coloro che si sono assunti questi impegni li possano onorare, iniziando dal governo che sta emanando provvedimenti che non sono in linea con le aspettative dei risparmiatori e delle imprese che adesso sono chiamate a rientrare dalle esposizioni bancarie che corrono il rischio di fallire. Stiamo parlando di decine di migliaia di imprese, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista occupazionale. Attraverso la mozione che abbiamo presentato in Consiglio regionale e che rispecchia fedelmente le richieste da parte di tutte le associazioni dei risparmiatori, vogliamo fare in modo che si capisca a livello nazionale la necessità di onorare gli impegni assunti e quindi di risarcire totalmente tutti i risparmiatori vittime del crack delle banche popolari. È stato doveroso incontrare ed ascoltare le associazioni dei risparmiatori a cui sono stati rubati letteralmente da alcune banche i propri risparmi. C'è una grande attesa rispetto a dei decreti che il governo doveva fare, che si era impegnato a fare, che purtroppo non sono arrivati, e a questo punto la politica deve giocare la partita nel modo migliore, anche del confronto, tutti orgogliosi delle proprie maglie, però consapevoli che alla fine l'obiettivo deve essere quello che ci sia una bella partita perché il pubblico, che sono i consumatori e risparmiatori traditi, poi sia contento del confronto che c'è stato. Quindi nessuna faziosità, ma proprio la voglia di giocare al meglio questa partita per far rispettare i diritti dei risparmiatori.